22 agosto, Piazza Unicef a Casarza, l'evento organizzato dall'Associazione Hakuna Matata. Intanto di cosa si tratta? È una grandissima festa di beneficenza, una sagra, si mangia, si beve, spettacoli, divertimento per tutti, ma soprattutto la grande buridda, che è una fantastica ricetta tipica ligure, fatta di pesce, piselli, patate, molto molto buona. Come mai organizzate questo evento? Questa è la quarta edizione. Questa è la quarta edizione della Grande Buridda, perché? Perché tutti i ragazzi dell'associazione Hakuna Matata, che fanno parte durante l'inverno e estate, partecipano, anche le loro famiglie, a questa bellissima iniziativa, e soprattutto è un modo per stare insieme e per dare veramente voce all'associazione Hakuna Matata che organizza questa sagra. Per cosa raccogliete fondi? Allora, noi raccogliamo i fondi da 4 anni appunto a questa parte. Quest'anno andranno sia alla Croce Verde e alla Croce Rossa di Sesti Levante Casarza Ligure e una parte ad Hakuna Matata Sesti Levante per le attrezzature per il doposcuola gratuito per i ragazzi del territorio. E com'è strutturata la serata? Quali attività ci sono? Allora, la serata inizia dalle 17:30 con spettacoli e intrattenimento. Poi passiamo alle ore 19 con l'apertura degli stand gastronomici, quindi tantissime cose buone da mangiare. E alle ore 20 iniziano gli spettacoli fino alle 22:30, spettacoli di magia, trampolieri, musica, balli. Dalle 22:30 discoteca Fluo con gadget gratuiti per tutti col nostro DJ California. Per organizzare questo evento avete avuto anche la collaborazione di altre realtà? Sì, certo, infatti ringraziamo tutti quanti gli esercenti che hanno partecipato per la realizzazione di questa grande festa, tutte le persone che verranno ovviamente a darci una mano, che fanno parte dell'associazione, ma anche genitori e bambini del territorio di Sestri Levante, Casarza Ligure e tutta la gente che ovviamente parteciperà portando il loro spettacolo e la loro arte.